Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Sarebbe stata la serata della diretta Marietto Hilde, ma Marietto c'è, ma è in regia. Dunque stasera siete con me, siete in mia compagnia. Intanto vedo i saluti di Li, Lilla? Sì, okay, devo mettere gli occhiali ragazzi, ormai gli anni. E poi c'è una Facebook o un Facebook user che purtroppo deve autorizzare StreamYard per permetterci di vedere, chi è, sicuramente guardandosi dalla diretta, su Facebook dal gruppo, diciamo lei vede vede chi è o lui vede chi è. Purtroppo noi da StreamYard non lo vediamo. Allora brevemente, come sempre, vi ricordo, se venite da Facebook, di autorizzare StreamYard. Dunque, quando trovate il post della diretta nel gruppo, prima di entrare nella diretta e di commentare, cliccate sul link che c'è in alto, dove vedete appunto l'immagine, la foto diciamo così, la foto della diretta, no, che si prepara, c'è streamyard.com/Facebook. Cliccate quello, si apre una schermata, una pagina bianca con un banner azzurro più o meno al centro, che è la conferma dell'autorizzazione. Dunque sì, fallo ora che, tranquillamente riesci. Rientra nel gruppo praticamente, clicca su questo link, ti si apre questa schermata, clicchi nuovamente su quel banner che è la conferma, insomma, dell'autorizzazione, a quel punto puoi entrare nella diretta, cioè è finita lì, nel senso non servirà ripetere questa operazione in seguito, semplicemente da questo momento in poi avrai autorizzato, StreamYard a leggere i tuoi commenti e quindi non sarà poi più necessario farlo in seguito e noi vedremo e potremo risponderti. Bene, poi insomma diciamo che, aspettando che si colleghino un po'. Okay, quando finanziate voi, scegliete voi le piattaforme che usiamo, perché qua qualcuno dice che preferiva mesi fa senza il nuovo programma, però no, non ci sei riuscita, mi dispiace. Allora, ripetiamo i passaggi. Esci dalla diretta, vai dove c'è l'immagine del post, clicca sul link che c'è in alto streamyard.com/Facebook, a quel punto cliccando su questo link si apre un'altra pagina, dove devi dare una conferma cliccando su quel banner che è una specie di tasto, insomma clicca qui per autorizzare, probabilmente è scritto in inglese, adesso non mi ricordo. A quel punto autorizzi, puoi tornare su Facebook. Tornando su Facebook rientri nella diretta proprio cioè clicca sull'immagine, no, così che, entri nella sezione Facebook video e via. E in questo modo insomma, non dovrai più fare questo passaggio. Bene, so che sono un pochettino, come dire, macchinose alcune cose, ma una volta che entrate nell'ottica, diciamo che per noi questo è il top del servizio che vi possiamo offrire gratuitamente, dunque cercate di apprezzare anche quello che vi viene donato, senza cercare pelini e peletti perché allora, questo servizio, questa piattaforma ci permette di trasmettere ben su 3 canali contemporaneamente, dunque per noi sicuramente un lavoro in meno, no, invece di fare qui, là, segui qui, segui là, in un colpo diamo un taglio anche professionale. Benissimo, allora poi vi ricordo le altre cose, insomma, è vero che, ci sono persone che arrivano dal gruppo Facebook perché? Perché, siamo presenti su Facebook, ci sono ben 2 gruppi, a cui potete attingere, uno è i cassi sacerdotali, l'altro gruppo è, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Attraverso questi 2 gruppi quotidianamente pubblichiamo degli spunti, delle riflessioni oppure materiale gratuito. E sempre a proposito di materiale gratuito, ci trovate al sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è online dal 2015 ed è esattamente ormai sono 7 anni
che questo sito si propone di distribuire, divulgare in modo gratuito la radionica. Il sito nel tempo è cresciuto aggiungendo altre sezioni, tra cui anche sezioni da cui potete scaricare materiale esoterico, dunque dispense, oltre che di radionica, che raccolgono appunto svariati circuiti per aiutarvi con le onde di forma a migliorare gli aspetti della vostra vita che magari necessitano un piccolo aiuto, un piccolo contributo. Nelle altre sezioni trovate comunque altro materiale, sempre per la crescita personale, e nella sezione shop i nostri servizi professionali. Questo che vedete in sovraimpressione è un talismano sefirotico, in quanto talismano sefirotico mette in connessione con le forze delle Sefirot, dunque si tratta delle schiere angeliche, ciascuna delle quali è preposta a governare, perfezionare o coadiuvare in un settore della vita. Dunque lì è una bellissima spinta, diciamo così, molto armoniosa in ogni direzione, più questo talismano è programmato tramite radionica e radiestesia per la difesa. Non sottovalutate l'importanza di essere schermati, e questo è un talismano che permette insomma di proteggersi da ogni direzione a 360 gradi. Inoltre è caricato anche di altri programmi, fra cui il riequilibrio dei corpi sottili, dei meridiani, dei chakra, dell'aura. E sempre in termini di schermatura e protezione, essere puliti è un qualcosa di importantissimo. Infine c'è anche un piccolo amuleto di Giove, sempre caricato su questo talismano. Ma sulla sezione shop trovate anche altri servizi, tra cui i sigilli, ovviamente siamo sempre disponibili per consulti privati professionali, attraverso cui potremo anche individuare il sigillo più adatto a voi per poter, nei casi in cui sia necessario apportare qualche correttivo a un tema natale difficile, oppure per propiziare, spingere, promuovere aree mirate e precise della vostra vita. Bene, poi c'è la ritualistica, ci sono i riequilibri radiestesici, insomma forniamo una serie di servizi che seguiamo personalmente, dunque non deleghiamo quello che viene fatto a nessuno, sarete sempre e comunque seguiti da noi. Okay, questo è quello che mettiamo così al servizio, ovviamente in maniera professionale. Okay, direi di ricordarvi infine gli appuntamenti. Tornerò in diretta venerdì alle 21:15, il Marietto comunque ogni mattina alle 11:20 offre sempre mezz'ora di tempo per rispondere alle vostre domande in modo gratuito, e dunque direi di cominciare. Bene, se avete retto fino a qua è il turno di Lilla. Allora, Lilla 4 giugno del '90, Alessio 8 gennaio dell'80. Tornerà, lui è separato, io sono single. Brava, questa è una domanda formulata bene, dà qualche indicazione e insomma, per darti la risposta che speriamo sia più attendibile possibile. Dunque Lilla e Alessio, vediamo se Alessio torna. Allora, c'è margine di recupero, le sibille al taglio indicano che è possibile, forse anche attraverso l'aiuto di qualcuno, magari indirettamente, o comunque che c'è, come dicevo prima, margine per recuperare, per sistemare la cosa. Vediamo un po'. Allora, beh, nell'esito un ritorno lo vedo, però andiamo per gradi. Ehm, diciamo che c'è un qualcuno
che nel passato recente causa non pochi dispiaceri e anche, ehm, delle incomprensioni. Compare una nemica, qualcuno che potrebbe in qualche modo, o intenzionalmente o per il modo in cui si comporta, portare confusione. Qui si direbbe comunque lui ben disposto, disponibile, quantomeno in passato, nei tuoi confronti, ma ancora preso in una situazione non serena, forse la sua separazione non è stata delle migliori, oppure ha avuto parentesi conflittuali, con questa figura, con questa donna, o questa donna quando ha saputo di questo flirt potrebbe aver in qualche modo interferito. Diciamo che c'è una linea del passato dove chiaramente molto gira intorno a questa figura che può aver causato, ecco, delle difficoltà. E forse è stato anche quello uno dei motivi per cui si è allontanato. Di fatto però nella linea del presente abbiamo delle conferme, non è un ritorno nell'immediato, però c'è un qualcosa. Potrebbe anche intanto indicare che, potrebbe anche scattare un qualcosa di nuovo molto presto, forse con qualche altra figura, con qualche altra persona. E, lo so che magari non è quello che desideri, perché probabilmente in questo momento sei ancora presa da quella situazione, con questa persona che si è allontanata, che si chiama Alessio, okay. Però ecco, c'è un qualcosa di importante nell'immediato, comunque siamo nel tempo del presente, pertanto qualche occasione forse anche di avere una conferma o, un qualcosa, non escludo da Alessio stesso, comunque si apre un periodo sereno. Questo periodo sereno comunque può causare gelosia. Diciamo che se effettivamente il significato di questo linea del presente indica la nascita di qualcosa di nuovo, di un nuovo sentimento, che magari, può scaturire da un incontro nuovo, questo potrebbe ingelosire Alessio e a questo punto farti vincere, okay? Dunque, ehm, in ogni caso si intuisce dall'esito il suo ritorno, ma attenzione perché vedi questa cosa, cioè questo rivale o comunque la comparsa di quest'altra figura nella tua vita causerà del dispiacere e sicuramente gli metterà quel desiderio di, come dire, combattere, di, anche di vincere. Dunque si farà avanti, okay, in modo, come dire, combattivo. L'esito infatti cosa ci dice? Vedi che torna. Ma attenzione perché torna, eppure torna portando tormento, torna portando anche ritardi, rallentamenti o problemi di qualche tipo. Dunque io capisco che a volte si resti legati a delle persone e che queste persone, forse proprio perché la cosa non va benissimo, ci fanno desiderare di riaverli accanto. Eppure io ti devo dire che nel presente sta per arrivare qualcosa di così bello che tutto sommato forse sarai tu che, anche se lui si riavvicina a non volerlo più, magari ad allontanarti a tua volta. Dunque stiamo a vedere, Lilla. Avanti, Angelica. 18 febbraio 77, Giovanni, 28 novembre 61. Vivremo insieme. Okay. Allora vedo nei commenti, Marisa.
io non so di quale chat stai parlando. Di fatto non dal momento in cui abbiam cominciato la diretta io ho trovato dei commenti e, a forse è tanto che non ci segui più nelle dirette, Marisa, non andiamo più in ordine di arrivo, ma peschiamo fra persone che non hanno ancora avuto la possibilità di ottenere una risposta. Dunque cerchiamo di scegliere sempre persone nuove per dare la possibilità a tutti di attingere, perché molti hanno avuto tante occasioni, sicuramente ne avranno ancora, ma è uno spazio, diciamo, democratico, ecco. Allora, Angelica, 18 febbraio 77, Giovanni, 28 novembre 61, vivremo assieme. Vediamo Angelica e Giovanni. Ciao Elisabetta. Ma il taglio non è esattamente dei più felici. Dunque, o c'è stata qualche situazione un po' improvvisa che ha bloccato magari questo progetto di convivenza, oppure qualche in qualche cosa allora, mhmm, ti dirò Angelica che a vederle così ecco, si inquadrano? Bene. A vederle così non è imminente, la convivenza. Ti spiego cosa vedo. Allora, intanto nel passato si vede, crescere questo sentimento, si vede anche comunque lui, ehm comparire come un gran signore, dunque sicuramente si è presentato a te in un modo tale per cui, la sua presenza era di conforto, di aiuto, di sostegno, cioè il gran signore è chi ha quell'atteggiamento protettivo nei nostri confronti o comunque chi ci dà una mano, chi è presente, no, qualcuno che si distingue nei modi, per il suo status sociale, comunque un gran signore, in tutte le direzioni. Però questo gran signore o ha causato pettegolezzi, chiacchiere, incomprensioni, non necessariamente in modo diretto, okay, però intanto qualche cosa che ha creato qualche disagio. Vedi che qui, con la carta del vedovo compaiono le indicazioni di un qualcosa per cui ci si rammarica, per come sono andate le cose o che potendolo si sarebbe fatta qualche scelta diversa o comunque che si arriva al punto in cui si rimpiange di non aver fatto determinati passaggi. Non so se questo sia un'indicazione su di lui, prima di lui o che riguardi lui e non te, okay? Io ho dato così per via di quello che vedo come un sentimento, però probabilmente questo trascorso, questa, narrazione delle Sibille si rifà a qualcos'altro e spero che comunque a te abbia evocato qualche ricordo, perché si tratta comunque del passato che in qualche modo influenza direttamente la tua domanda e il presente riguardo la tua domanda. In questo momento si parla di dare un cambiamento, no, di un qualcosa di più, vissuto proprio come un impegno familiare o come qualcosa dove ci si raduna, no, ci si riunisce. E in questo momento le indicazioni sembrano positive, cioè se ne parla positivamente, c'è la possibilità anche di fare qualche scelta, che, incoraggia rispetto al passato. È come se ti prendessi una rivincita, una rivalsa rispetto a alcune circostanze del passato. Eppure nel prossimo periodo, anche se sembra aprirsi, un momento dove si gettano quasi le basi, no, anche solo così durante le vostre conversazioni o per quello che può essere un discorso di convivenza o comunque di prendere casa insieme, però
c'è qualche ostacolo nel prossimo periodo. Dunque il momento è bello, ma qualche ostacolo, uhm, si frappone fra il vostro parlarne e il realizzarlo. Ci saranno comunque, altri momenti dove avrai delle conferme, ma qui non so in che modo e perché, che parte avrà, compare un uomo più giovane. Ora, magari è un figlio di lui o un figlio tuo. Quanti anni hai? 77? Beh, sei una mia coscritta. Ehm, Compare comunque questo giovane, un giovane che richiede comunque, in qualche modo un sostegno o, ha bisogno, e magari c'è questo avrà una figura, un ruolo in futuro, inerente appunto ai vostri progetti, perché comunque, mhmm, in qualche modo c'è bisogno di accudirlo, di prendersene cura. Ma nell'esito vedi, la casa compare, dunque l'idea di casa, di famiglia che in qualche modo state avviando o che accarezzate adesso, nel prossimo periodo causerà invece, momenti di abbattimento, prove difficili, e questo probabilmente potrà cambiare un pochino le carte in tavola e insomma tutto questo parlare si conclude poi con un nulla di fatto, quantomeno per il prossimo periodo. Qui lo vedo io la sofferenza e il dispiacere proprio perché riponi in questo progetto molte aspettative. Dunque, prendila con più serenità. Magari semplicemente non è ancora il tempo giusto e ci sono delle cose che, potrebbero in qualche modo interferire, ritardare o cambiare le sorti di questa cosa. Pertanto, pur mantenendo gli occhi all'obiettivo, se è quello che desideri, non ti rammaricare se non avverrà subito, okay, perché comunque evidentemente cambieranno delle cose, nonostante le intenzioni e la strada che si è imboccata più o meno sia quella, non sarà immediato, okay, dunque resisti, va bene? Allora, andiamo avanti, Angela. Vediamo un po'. Buonasera Ilde, vedi una convivenza fra Francesco, 1° novembre 58, Angela 26 agosto del 65, Agata. L'ho detto che devo mettere gli occhiali, va bene. Prego Angelica. Allora, torniamo ad Agata. Okay. Vediamo, vediamo se convivenza fra Francesco e Agata. 1° novembre 58, Agata 26 agosto 65. Vediamo un po'. Allora, la proposta è in ballo, è nell'aria, sembra che stia valutando. Allora, vediamo un po'. Mh. Allora, beh, qualche difficoltà c'è, ma non sembra dipendere da voi o da te in modo diretto. Comunque andiamo per gradi. Qui qui si vede un qualcosa, dunque o questa persona già ti faceva battere il cuore in passato o viceversa lui ti aveva già individuata nel passato, era già scoccato un qualcosa, perché qui ci sono indicazioni di un sentimento non recente. Ora, diciamo che non so neanche granché di voi 2 dunque, la data vabbè 11 gennaio, beh cambia poco. C'è un qualcosa che probabilmente era già, appunto un qualcosa che era già nato, non mi sembra una cosa un amore recente o comunque una passione che è sicuramente già sbocciata
tempo addietro e gli deve essere rimasta questa cosa, perché sembra proprio, un amore o una passione amore appassionato che è anche meglio, nei tuoi confronti, vedi questa giovane fanciulla, però qui c'è una carta, la carta della disgrazia, dunque può indicare che comunque nonostante il sentimento, nonostante quello che stesse, crescendo, un evento in qualche modo è venuto a rompere un pochettino, a spezzare questo nel passato. Però attenzione, perché sembra che comunque siano state superate le difficoltà che avete vissuto in un passato più o meno recente e che in questo momento comunque, si sia ritrovata anche la passione, ma deliranti allegria. Devo dirti che allora, o qui c'è un qualcosa, sai, è un abbinamento un po' particolare, perché i deliranti, oltre alle chiacchiere, oltre alle cose contraddittorie, oltre alle esagerazioni anche di natura verbale, cioè quello che si dice, buttato là, no, senza un come dire, ehm, mhmm non commisurato a quello che si sta vivendo, oppure uno straparlare. A volte indica però, soprattutto perché l'allegria parla anche di baldorie, festeggiamenti, attenzione perché c'è un qualcosa che, non è che voglio dire che sia così per voi, però delirante allegria può indicare dei stati di alterazione dovuti anche, che ne so, all'esagerazione col bere, per fare esempio, oppure che ci si dedichi troppo ai gozzovigli e poco alle cose di sostanza. Diciamo che non so perché, però attenzione, non vorrei che magari ci fosse, un'interferenza di qualche tipo, o forse, le chiacchiere legate ad alcuni atteggiamenti di qualcuno. È, un abbinamento un po' particolare, okay, di fatto c'è di mezzo qualcosa che viene detto, negato o boh, che crea confusione, o magari un atteggiamento dongiovannesco, e insomma cerco di darti tutte le sfumature a cui le sibille potrebbero riferirsi. Ad ogni modo, qui cosa si vede? Effettivamente quando compare l'artista, soprattutto nelle situazioni sentimentali, diciamo che, potrebbe anche indicare che, comunque si ha a che fare con una persona un po' egocentrica, un po' centrata su di sé, in cerca di conferme, attenzioni, e magari anche questo è causa di discussioni, o il fatto che comunque lui, ma è possibile, io ti ripeto, non conosco la vostra situazione e vado secondo le indicazioni che danno le sibille. Potrebbe anche averti detto delle cose che però poi si rimangia. Dunque io vedo che un minimo di sofferenza per qualcosa che dirà o che negherà nel prossimo periodo c'è, mh? E dunque ti sembrerà quasi di aver lavorato invano, cioè di aver atteso, costruito e fatto delle cose, ma che non ti hanno portato tanto lontano. Dunque, si innesca poi un periodo di frustrazione, a seguito di questo, cioè il fatto di pensare o di sentire che lui può essere l'uomo giusto, ma che in qualche modo si nega o si fa desiderare o dice delle cose poi dopo magari suo malgrado, oppure perché è un suo vezzo le fa, o le nega, Dunque, ehm, c'è un po' di, come dire, rammarico per il tanto fare e il poco stringere. Devi portar pazienza però, perché le cose poi portano a un chiarimento e sembra che in qualche modo poi, guarda un po', sembra proprio che poi avvenga un'ufficializzazione. Dunque, magari non è proprio nella misura o nella sfumatura che avresti voluto, però comunque un passo avanti si farà. Non vedo ancora proprio la convivenza, non sono carte che indichino effettivamente la convivenza in modo proprio chiaro, ma un'ufficializzazione, un presentarti o un trattarti come
la sua donna ufficiale anche nella cerchia delle conoscenze, allora questo sì, è sicuramente anche una porta aperta per qualcosa di più, okay? Dunque, diciamo che c'è, come dire, un periodo di alti e bassi che, però non toglie le speranze, anzi, ti darà qualche conferma sudata, te la suderai tantissimo, però arriveranno. Allora, regia? Dammi indicazioni regia? Okay. Allora bene, la regia mi ha fatto capire che è giunto il momento di darvi la buonanotte, di ricordarvi l'appuntamento di venerdì alle 21:15. Vi ricordo inoltre che il Marietto è disponibile domani per una diretta alle 11:20, ma non solo domani, tutte le mattine alle 11:20, sempre su questi canali. Dunque, se non siamo riusciti o non sono riuscita a darvi una risposta questa sera, comunque avrete altre chance, altre occasioni. Finalmente Mirna mi sa che eri riuscita, brava. Dai, io torno venerdì, se hai voglia di una risposta da me, ritenta venerdì, anche perché non mi ricordo di averti mai risposto. Altrimenti domani mattina, comunque il Marietto sempre su questi canali è disponibile per mezz'ora anche lui. Io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo comunque che siamo disponibili per consulti professionali, 20 € 45 minuti, buon proseguimento di serata.